buongiorno a tutti, domenica mattina. È domenica mattina però per voi, perché questa puntata, l'ultima puntata di Dipende tutto dall'alzata, è una puntata assolutamente anomala, perché noi invece ci troviamo qui in redazione ed è sabato sera e la partita dell'Italia, la finale con la Polonia, si è conclusa soltanto da qualche minuto. E fra poco ci collegheremo con un nostro carissimo amico, il giornalista Maurizio Nicita, che ci dirà proprio lì dal campo com'è la situazione e com'è l'ambiente dopo purtroppo questa sconfitta, che però adesso analizzeremo meglio e non dobbiamo assolutamente considerarla così. L'Italia ha perso 3-0 contro la Polonia, però vince la medaglia d'argento, vero Donata? Sì, io credo che veramente stasera contro questa Polonia chiunque avrebbe fatto fatica, non hanno sbagliato niente, secondo me sognavano questa finale da quando hanno perso il mondiale in casa, che L'anno fu, scorso. diciamo, si può dire una tagliata di faccia, sì, perché arrivava questa squadra giovanissima, inaspettata, loro si erano organizzati giustamente il mondiale in casa e quindi ci aspettavano al varco, quindi è tornata indietro. Noi abbiamo vinto in casa loro, però abbiamo vinto il mondiale. Loro hanno vinto da noi, ma non si può dire comunque che sia stato assolutamente un europeo fallimentare, è stato un europeo bellissimo. È un europeo bellissimo da moltissimi punti di vista, a partire ovviamente dal risultato, che comunque io ribadisco è un signor risultato, perché un secondo posto agli europei con una squadra comunque che continua a essere ancora molto giovane è sicuramente un ottimo risultato, ma è stato un europeo seguitissimo sia sui campi sia dal punto di vista televisivo, e sicuramente darà una grossa spinta a tutto il movimento. Noi stiamo aspettando appunto di collegarci con Maurizio. Nel frattempo diciamo che il terzo posto comunque è andato alla Slovenia, che ha sconfitto la Francia, mia sorella dice incerottata, perché aveva un sacco di infortuni, primo fra tutti Ngapet, che veniva fuori da 3 mesi fuori dal campo. Dimmi. La cosa particolarissima è la storia del palleggiatore della Slovenia, esatto, perché si è infortunato il palleggiatore titolare, hanno sostituito col secondo, che era realmente un secondo durante la semifinale, la semifinale, e hanno richiamato, forse era in vacanza, non lo so. Ho sentito dire che stava facendo già la preparazione con la sua squadra del club, sul suo club. Indubbiamente. Forse abbiamo la chiamata appunto di Maurizio. Scusate che stiamo facendo tutto in diretta, per cui quindi il bello della diretta ci ha colpito. Ci perdonerete, perché veramente è una puntata assolutamente anomala, ma una finale di questo tipo la merita. No, è un'altra cosa che ho notato particolarissima, che i due allenatori di Slovenia e Francia, che sono Cretu, rumeno, e Gianni, quando sono sereni parlano in italiano o al contrario, quando invece sono agitati, esempio Gianni quando è agitato parla in italiano, quando è sereno parla in francese, mentre Cretu quando è tranquillo parla in italiano, quando è agitato non so che lingua parli, insomma una gran confusione, ecco. Anche perché appunto perché parlano in italiano? Perché moltissimi giocatori, quasi tutti i giocatori delle altre nazionali poi sono i nostri stranieri, e quindi gioco forza poi la lingua italiana diventa la lingua madre della pallavolo, e questo è sicuramente un vanto. Torniamo un attimo alla partita. C'è da dire che sicuramente l'Italia è partita un po' sottotono, il 4-0 iniziale, lo 0-4 iniziale ha stroncato un po' gli animi e le gambe un po' di tutti. Per quello che mi riguarda, la cosa che ho notato di più è stata la prestazione di Balaso, senza voler accusare o incolpare nessuno della sconfitta, ma sicuramente Balaso non ha giocato la sua miglior partita. Il problema è che quando ti arrivano quelle battute a 120, a 130 km, non credo che sia facile per nessuno. Tra l'altro veramente credo nel terzo set c'è stato un ace di Leon sulla palla impressionante, non credo neanche se ci fossero stati 6 liberi messi lì a ricevere, quindi
Era veramente difficile giocare con questa Polonia stasera, io non ho trovato nessun punto debole. Abbiamo Maurizio Nicita che è in collegamento con noi da Palaeuro. Dacci subito la tua impressione su questa purtroppo sconfitta dell'Italia 3-0 con la Polonia. Dici. Stasera la Polonia ha dimostrato di essere più forte, più completa. L'Italia non è mai riuscita a sovvertire in ricezione la superiorità al servizio del... E in compenso abbiamo anche ricevuto abbastanza male. Soltanto nel terzo set Giannelli abbiamo visto che ha potuto dare nei primi tempi, perché la ricezione è stata abbastanza scarsa, la nostra. Capita, sono serate così. Nel terzo... Dimmi. No, dico, come te lo spieghi? C'era troppo nervosismo, troppa tensione all'inizio, quel 4-0 iniziale ha stroncato un po' le gambe a tutti? Ma sicuramente loro hanno cominciato meglio e chiaramente si soffre. Per assurdo, questa squadra era la prima volta che giocava davanti a un grande pubblico proprio, una finale, no? Ricordiamo che le ultime due le aveva vinte proprio a Katowice, a casa di questi signori l'anno scorso il mondiale, e l'Italia l'ha vinto. Quindi ci può essere qualche problema di quel tipo, ma io credo che la squadra, tutto sommato, pur non esprimendo la pallavolo che è capace di fare, sia stata sempre attaccata alla partita. La squadra non ha mai sbragato. Abbiamo visto il recupero di Micheletto sul 23-24, sull'ultimo tentativo di rimonta nel terzo set. Al momento si spiaccicava sul seggiolone dell'arbitro, quindi la squadra ha tenuto mentalmente. La Polonia l'ha messa sul binario che voleva, con servizi eccezionali, e in ricezione i nostri servizi che non sono stati altrettanto eccezionali. Quando nel terzo set un po' le cose si sono riequilibrate, siamo arrivati credo fino al 21 pari. Poi la differenza l'ha fatta, ragazzi, se riuscite a farlo rivedere, un servizio zona 5 lungo linea di Leon a 118 km orari, un ace nel vero senso della parola. I nostri non sono riusciti nemmeno a sfiorarla quella palla, e lì non puoi criticare la ricezione, è proprio un colpo da campione. Quindi merito alla Polonia, merito al nostro grande pubblico. Non so se riuscite a vedere, perché in questo momento c'è un gioco di luci e ombre fatto dalla regia. Si vede. Sono ancora... Gli spalti sono quasi tutti pieni. Anche gli italiani stanno aspettando la premiazione per applaudire ancora i nostri per le loro prestazioni e per applaudire una Polonia che ha meritato. Anche perché dovremmo essere, scusami se ti interrompo, dovremmo essere subito in grado di percepire questa partita, questa finale di Europeo, come la vittoria di una medaglia d'argento piuttosto che una sconfitta, perché comunque, esatto, comunque il cammino è stato difficile. Importantissima è la partita con l'Olanda, e altrettanto importante è la partita con la Francia, e non vanno assolutamente dimenticate. Io dico che c'è da augurarsi, perché in questo momento queste due squadre sono abbastanza nettamente più forti delle altre. C'è da augurarsi che questa finale la vediamo a Parigi, e poi chissà, magari le cose cambiano. Io quello che mi auguro è che Pepe De Giorgi quest'anno abbia dal nostro campionato riceva, tra virgolette, dei giocatori un po' più maturi, perché ancora noi nel roster proprio siamo inferiori alla Polonia. La Polonia ha più soluzioni. Noi oggi ci abbiamo provato, Sbertoli stavolta non è stato fortunatissimo in battuta, anche se un punto l'ha fatto. Rinaldi ci ha provato, abbiamo pochi giri, poche soluzioni per cambiare, e questo fa un po' il nostro limite in questo momento. E poi se mi consenti, sì, anche leggermente sottotono anche la prestazione di Balaso, non per dare la colpa a nessuno, perché tutti sono stati, però Balaso stasera ci è sembrato un po' fuori fase. Che ne pensi? Diciamo che ha fatto qualche miracolo in meno del solito. Esatto, ha fatto qualche miracolo in meno del solito. Ripeto, però non bisogna però cioè, giusto quello che dici tu, è una medaglia d'argento, comunque esatto, un buon risultato. La squadra è stata squadra, non si è mai disunita, e saprà fare esperienza. Io confido in De Giorgi, nella sua capacità
di dare sempre più esperienza a questi ragazzi. Sì, è un peccato che sia finita comunque 0-3, perché questo set magari il terzo ci stava, un 3-1 forse sarebbe stato un po' più giusto. Adesso ci sarà... Come arriviamo al preolimpico? Carichi secondo te o un po' ammaccati? Allora, sicuramente questo è un europeo in cui hai dato tante energie fisiche e mentali, quindi adesso sti ragazzi dovranno riposare qualche giorno, proprio staccare la spina e poi riattaccarla per il Brasile. Ripeto, io ho visto una squadra che non si è mai disunita e questo è un buon punto di partenza. Questa è una squadra vera, quindi nessun tipo di processo, che non mi sembra il caso. No, assolutamente. E avanti così con grande fiducia e sperando che crescano dietro quelle che sono attuali delle seconde linee, che diventino delle alternative efficaci e competitive a questi livelli, che non è semplicissimo. Sì. Sì, approfittiamo se hai ancora qualche minuto, Maurizio, per il discorso della storia, del tuo libro che parla di questi mondiali, della storia della nazionale dal 49 fino al 2022. Ci dici qualcosa sul libro? Appunto. Sul libro, sul tuo libro, volevamo qualcosa. Sì, è un libro che ripercorre tutta una storia che appunto è lunga 70 anni ormai, oltre 70 anni. È una storia fatta di tanti successi, di tanti sacrifici fra gli uomini e fra le donne, e ci sono uomini e donne tra l'altro catanesi che hanno dato grandi contributi, a partire da Liliana Pizzo e da Carmelo Pittera, tecnici che hanno sfornato tanti atleti che poi sono finiti in nazionale. Poi sappiamo che Pittera nel 78 ha creato il primo grande successo italiano, che fu un argento anche lì. Quindi ripartiamo da un argento, ripartiamo dal fatto che ogni volta eravamo arrivati alle Olimpiadi da grandi favoriti e poi non eravamo riusciti a vincere. Adesso ci arriviamo con un argento, i favoriti sono i polacchi. In Francia non avvertiremo la pressione del nostro pubblico e vediamo cosa succede. Io credo che appunto, al di là del muro, ricordo e ringrazio anche l'editore Minerva, è un libro che ci accompagna in una storia che ancora deve scrivere tante pagine e ci fa sicuramente sempre emozionare. Anche stasera questa nazionale ci ha fatto emozionare. Assolutamente d'accordo con te, Maurizio. Com'è l'atmosfera lì al Pala Euro? Sempre magica come i mondiali del 78? È sempre magica. Allora c'era lo stupore per qualcosa che non avevamo mai visto, perché noi, ricordiamolo, nel 78 siamo arrivati al mondiale, quando al precedente mondiale in Messico l'Italia era arrivata 19esima, quindi non era sicuramente nel ranking delle migliori a livello internazionale, e arrivò in finale a giocarsela contro la potentissima Unione Sovietica, perdendo, ma ci sta. Quindi da quella medaglia d'argento abbiamo costruito poi tanti successi nei decenni successivi. Ecco, speriamo che da quest'altro argento al Pala Euro spicchi il volo un nuovo Gabbiano che ci dia tante altre soddisfazioni. Perfetto, ci sta dietro le tue spalle, stanno facendo la premiazione esatto, dei singoli, o già siamo alla premiazione di squadra? No, prima c'era la premiazione di squadra, adesso fatemi girare che guardo un attimo. Stanno premiando le squadre. In questo momento stanno nominando tutti i giocatori della Slovenia che hanno vinto 3-2 la finale del terzo posto contro la Francia di Andrea Gianni. Sì, devo dire che la Slovenia ha fatto vedere un bel gioco. Come? Una Francia un po' incerottata. Incerottata e anche un po' giudicini. L'Italia l'ha messa sotto nettamente in semifinale, abbiamo messo la partita nel binario che volevamo, li abbiamo battuti anche sulle cose loro dove sono più forti, cioè sulle difese, sugli scambi lunghi. Stasera i primi due set hanno giocato veramente una reazione d'orgoglio, ma sono stati molto bravi gli sloveni nel quinto set a chiuderlo, quindi applausi a questa Slovenia. Però io credo oggi che ci sia un gap di differenza fra terza e quarta e prima e seconda che è notevole. Speriamo di mantenerlo questo in vista delle Olimpiadi. Poi penso che sui premi personali
e stasera prevarranno molto i polacchi. Io onestamente dell'Italia complessivamente faccio sempre un applauso a tutti, ma credo che l'unico veramente all'altezza, nonostante stasera abbia avuto una recensione pessima, sia stato sempre Giannelli. Ha cercato fino all'ultimo di risolvere delle situazioni, di inventarsi qualcosa. Sì, anche perché probabilmente peccato, perché con quella ricezione... Dicevo anche perché probabilmente Russo, anche se ha giocato, non era sicuramente al 100% e quindi le soluzioni sono comunque state minori da poter sfruttare da parte di Giannelli. Però Tiziana, tu me lo puoi insegnare, quante palle ha avuto Giannelli nelle mani per poter realmente servire un primo tempo? No, assolutamente molto poche. Molto poche. Nei primi 2 set quasi nessuna. Nel terzo set qualcuna l'ha avuta e l'ha data, o comunque è servita per smarcare l'attaccante di banda, che aveva sempre un muro piazzatissimo e veramente efficace nella Polonia. La Polonia il sistema battuto pure ha funzionato benissimo, da noi no. Comunque diciamo che questa classifica, prima Polonia, seconda Italia, terza Slovenia, quarta Francia, rispecchia assolutamente le forze in campo. Non credo che ci siano ingiustizie in questa classifica. No, assolutamente. Attenzione in prospettiva all'Olanda, che ha in questo momento secondo me l'opposto più forte che c'è in giro. Ymir è una squadra che sta crescendo, è un allenatore italiano come Roberto Piazza che ha grande esperienza, quindi attenzione all'Olanda in crescita. E poi c'è sempre una Serbia, parlando a livello europeo, che comunque è a buoni livelli, aveva messo in discreta difficoltà la stessa Polonia nei quarti di finale. E poi c'è sempre il Brasile, che attenzione al Brasile, e l'Argentina che è sempre la squadra rognosa, guardando in prospettiva. Però ora guardiamo a preolimpico. Certo, assolutamente, secondo me un europeo da incorniciare come organizzazione, come interesse, come pubblico, come tutte le persone che hanno scoperto questa nazionale, si sono innamorati di questa nazionale, quindi io direi assolutamente bravo Fefè, brava la squadra, bravi tutti, anche perché con questa Polonia stasera era veramente difficile giocare. Hanno sbagliato davvero pochissimo, quindi questo vanno applauditi, e ripeto, guardate lo spettacolo, se riuscite a vederlo dietro di me. Sì, bellissimo, bellissimo. Tanta gente che applaude, la pallavolo è un altro mondo, ricordiamolo. Stasera io ho visto la partita, accanto a me c'erano diversi polacchi messi a macchia di leopardo sulle tribune, senza problemi, senza divisioni, sorridendo, scambiandosi applausi, anche qualche fischio, ma con grande rispetto. Ricordiamole queste cose. Avevamo il Presidente della Repubblica, grazie a Dio, in tribuna d'onore ad applaudire tutti. Tra l'altro posso dire con orgoglio che stasera è stato regalato il mio libro, questo Al di là di muro di cui parlavamo, è stato regalato al Presidente della Repubblica. Quindi una grandissima soddisfazione. Di scrivere anche una dedica personale. Quindi, sono soddisfazione, ma al di là di tutto questo è un altro mondo, e volevo sottolineare, visto che io quotidianamente devo anche occuparmi di calcio, che veramente ci sarebbe tanto da ridire in questo senso. Quindi grandissima soddisfazione per noi poter regalare ai nostri spettatori questo collegamento con te, che veramente ci ha fatto vivere con emozione la fase finale di questo, secondo me, fantastico europeo. Esatto, diciamo che abbiamo comunque dato, almeno giornalisticamente, un'altra stoccata vincente. Tu oramai parli sempre, parleremo anche di questo più avanti, quindi complimenti a Maurizio per il suo ennesimo successo, il tuo libro. Complimenti e grazie per questo collegamento. Non lo so, vogliamo disturbarlo ancora? No, lo lasciamo libero di godersi la premiazione, sì. Questo fantastico Pala Eur, che come sempre è indimenticabile per chi come noi nel 78 era lì. Esatto. Poi adesso ragazze, i palazzetti sono diventati delle discoteche, io faccio fatica a sentirvi sinceramente, non so se
Allora noi ti ringraziamo. Comunque è stato bellissimo il collegamento, noi ti abbiamo sentito benissimo e abbiamo percepito la tua emozione. Quindi ti ringraziamo anche per il ragazze che noi prendiamo sempre con grande gioia, nonostante l'età non sia più quella. E veramente non so proprio come ringraziarti, davvero. Ci sentiamo presto, grazie. Grazie Maurizio, buon lavoro. Al di là del muro. Al di là del muro, ciao. Grazie, ciao. Abbiamo appena salutato Maurizio Nicita, ancora abbiamo addosso l'emozione, sembrava proprio di essere lì con tutto il pubblico dietro. Penso che questo sforzo che stiamo facendo adesso di fare questa puntata notturna a questo punto ne sia valsa la pena e ne valga la pena. Vogliamo dire ancora qualcosa su questa partita? Sicuramente questo collegamento con Maurizio è stato molto emozionante. Il Pala Euro è sempre il Pala Euro, che per chi come noi nel mondo della pallavolo oramai da 50 anni ricorda il 78, ricorda tutto quello che si è fatto prima, esatto, tutto quello che poi è stato, come diceva Maurizio, molto bello vedere il pubblico lì, cioè nessuno era arrabbiato, ecco, erano tutti contenti di aver potuto ammirare questa nazionale e poterla accompagnare in quest'ora percorso che ci avvicina a Parigi 24. Fra 15 giorni abbiamo subito le qualificazioni. Sì, ci sono le qualificazioni già, diciamo che le ragazze hanno iniziato proprio oggi questa qualificazione preolimpica, sono dei gironi relativamente impegnativi, cioè non sono al solito delle squadre cuscinetto come quella che ha incontrato l'Italia oggi, che era la Corea, è stato un bel 3-0. Se vogliamo parlare un attimo della femminile, c'è un'altra tegola, diciamo, sulla testa di Mazzanti, perché la Orru, l'alzatrice titolare, che ricorderete, aveva subito un piccolo trauma cranico durante una delle ultime partite degli europei. Aveva sbattuto la testa contro i tabelloni, però diciamo niente di particolarmente grave, però gli ultimi accertamenti hanno consigliato di tenerla a riposo. Quindi ha abbandonato il ritiro. E quindi questa è una grande assenza. Questa è una grande assenza. Comunque noi seguiremo sia il torneo di qualificazione preolimpica delle ragazze e poi una settimana dopo credo inizi anche quello del maschile. I ragazzi che hanno appena finito l'europeo avranno poco tempo per recuperare, ma noi siamo molto fiduciose, no? Sì, sicuramente sì. Io non credo che possa lasciare questo tanto di amaro in bocca, perché hanno giocato benissimo, hanno fatto una grandissima quarto di finale con l'Olanda, hanno fatto una strepitosa semifinale con la Francia, quindi veramente io sono convinta che stasera pochissime squadre sarebbero state in grado di contrastare questa Polonia. Anche perché è una di quelle partite dove tutto ti va bene, cioè batti fortissimo e fai pochissimi errori, difendi benissimo, anche il palleggiatore è riuscito poi a smistare perché ricevendo palloni quasi sempre in zona perfetta ha potuto scegliere qualsiasi cosa, per cui veramente la Polonia è stato di grazia e l'Italia ha fatto quello che ha potuto. Noi concludiamo quindi questo primo esperimento, diciamo, nostro di conduttrice, come dici tu, e opinionista, come dico io, come dici sempre tu. Facciamo un consuntivo di queste facciamo un consuntivo. Prima di tutto esatto. Ci siamo molto divertite, speriamo di non avervi annoiato. Noi in queste 6 puntate abbiamo ripercorso un po' la storia della pallavolo e abbiamo fatto dei collegamenti esterni veramente importanti. Siamo partiti da lontano, dal 70, facciamo un po' riassunto e un po' ci facciamo i complimenti per questa. No, i complimenti non si devono autofare mai. No, non ce li facciamo. Celebrativa. Io mai. No, infatti per questo ci completiamo. Quindi siamo partiti dal 70 con la prima puntata. La prima puntata l'abbiamo dedicata al primo grandissimo successo, se ricorderete, delle Universiadi a Torino, e infatti in collegamento esterno abbiamo avuto uno dei protagonisti, Carlo Devoti, che ci ha raccontato ancora quelle emozioni come sono ancora molto vive
nella sua memoria. Facciamo tutta una carrellata rapida e veloce di queste 6 puntate. I collegamenti esterni sono stati 70, quindi 70 devoti, poi siamo passati al 78 col grandissimo Carmelo Pittera, che artefice appunto del grande miracolo del secondo posto proprio al Palaeur come la partita di stasera, quindi quello fu il grandissimo risultato del Gabbiano d'Argento, e abbiamo parlato con Carmelo sempre di quella storia lì. Subito dopo siamo passati agli europei. 1989, esatto, il primo dei 7, primo dei 7 campionati europei che l'Italia ha vinto, e in collegamento esterno abbiamo avuto Blackout. Blackout. Che abbiamo avuto nel collegamento esterno? Non ce lo ricordiamo, fantastico. Non ce lo ricordiamo, vabbè, ci suggeriscono dalla regia. Ce lo ricorderemo. Eccoli, i nostri amici palermitani. Certo, i nostri amici palermitani. Come puoi dimenticare? Ma perché con tanto di maglietta. Con tanto di maglietta, Pala Catania, Pala Liliana Pizzo, che è una delle battaglie che stiamo, non battaglie, uno dei progetti che stiamo perseguendo. Quindi chiedo perdono, ma ringraziamo a Giacomo Simone e Gerino Sanfilippo. Esatto, che sono stati veramente, questi nomi un po' ci destabilizzano, simpaticissimi. Noi siamo andati al 90. 90 è stato il primo campionato mondiale. Abbiamo iniziato, era iniziata l'epoca della generazione di fenomeni con Velasco, e quindi c'è stato il primo dei 3 mondiali consecutivi. Nessun'altra squadra è riuscita a fare questo risultato, 90, 94 e 98. Noi abbiamo celebrato il 90 col grandissimo, con la voce storica, campioni del mondo, Bernardi. Jacopo Volpi, che è stato veramente uno dei collegamenti più emozionanti per quanto mi riguarda, perché è un monumento del giornalismo sportivo e pallavolistico in particolare, e speriamo di essercela cavata al meglio, e con lui abbiamo appunto ripercorso questo primo campionato mondiale. E leggevo da qualche parte che dopo il secondo, nel 1994, la Federazione Internazionale Volleyball, FIVB, ha dichiarato quella nazionale la squadra di pallavolo più forte al mondo di tutti i tempi. E poi vabbè, Lorenzo Bernardi, mister secolo, non lo dimentichiamo. Abbiamo chiuso questa carrellata proprio un paio di giorni fa con Tofoli, dove io mi sono emozionata, però parlavamo un po' del 96, la medaglia d'argento, la medaglia delle Olimpiadi. Sfugge sempre questa medaglia. Loro la chiamano la maledizione delle Olimpiadi. Non diciamo niente per le prossime Olimpiadi di Parigi, perché non è il caso, però anche con Paolo abbiamo ripercorso un buon tratto di strada della nostra nazionale. L'ultimo collegamento, insomma, con la storia era il 2022, l'ultimo mondiale, che insomma ci ha raccontato un po' Maurizio col suo libro Al di là del muro. Però non dobbiamo dimenticare la pallavolo di casa nostra. Esatto, perché abbiamo avuto altrettanto. Che comunque ci interessa, quindi abbiamo cominciato con Nello Greco, in doppia veste, Gabbiano d'Argento, e presidente onorario della Farm Italia Saturnia, che affronterà il campionato di Superlega. Che noi seguiremo. Abbiamo avuto la professoressa Baldi, allenatrice della team volley di B1 femminile. Poi proseguendo sempre abbiamo ospitato, non mi veniva accettato, non so perché, Fabrizio Petrone, Gupe volley maschile, grande serbatoio di atleti di attività giovanile. Esatto. E poi abbiamo proseguito con Giovanni Barbagallo, patron della Rumi, pallavolo Rumi e Padel, il centro sportivo Padel Lavinaio, Junic Padel, centro sportivo Junic Padel, e abbiamo completato con Corrado Scavino, general manager del Catania Volley Academy, che si appresta a fare B1, B2, C, D, tutto quello che si può fare, gruppo Pelligra, grandi aspettative, grandi
obiettivi che noi continueremo a seguire, ecco, non vi lasciamo. Insomma, c'è un grande movimento, quindi sulla scia di questo, siamo sicuri che sulla scia di questo europeo e con tanto fermento qui, non solo in provincia, Catania provincia, ma in tutta la Sicilia, c'è un grosso movimento pallavolistico che noi veramente vogliamo seguire a tutti i livelli. Ovviamente daremo molto spazio alla Superlega perché è un evento importantissimo, torneremo a vedere qui a Catania grandissime squadre, Perugia. Diciamo che tutti questi giocatori che abbiamo ammirato in questo europeo nelle varie squadre, li potremo Perugia, arriverà la corazzata Perugia e potremo vedere Leon, così ci renderemo conto che poveretto Balaso non è che stasera ha sbagliato la ricezione, cioè certo, voi. In effetti ha ragione Donata, dovremmo metterci poi nei panni di questi giocatori quando ti trovi davanti un colosso del genere. Quindi vi aspettiamo veramente numerosissimi, sia sui campi, sia attorno a tutti questi giocatori, sia possibilmente ad ascoltare noi che facciamo a le nostre... la nostra trasmissione, soprattutto perché ci occuperemo della pallavolo siciliana, cioè vogliamo assolutamente diventare un punto di riferimento per tutto il movimento pallavolo regionale. Benissimo, credo... Però al prossimo appuntamento il prossimo infatti, perché i nostri speciali non finiscono qui. No, infatti, come avevo accennato, seguiremo le qualificazioni preolimpiche con 4 puntate, 2 dedicate alla femminile e 2 alla maschile, sperando di ottenere il pass appunto per Parigi. E detto questo, come dicono, mi pare che possiamo anche andare a coricarci, possiamo andare, quindi voi vi auguriamo una bellissima domenica e noi invece concludiamo il nostro sabato sera tornando a casa un po' con l'amaro in bocca, ma veramente io considero la vittoria dell'argento e non la sconfitta per loro. Grazie, ci vediamo la prossima settimana con Dipende tutto dall'Alzata speciale Olimpiadi. A presto.